Aveva due forze al tipo che era con me. Allora, dopo ha detto che lei non può seguì. Aveva due frutti, no? Poverino, cioè lui E non era lavoro in Italia, no? Perché passano franca all'estero, come tempo. Questo tanto tutto. Anche in Belgio, tanto. Ho giù da stato tutte le minere, sì. Qui in Francia, qui in Germania, qui là. Sì. E quando si veniva fuori la mia, Dubneres, e tutti conoscevano. Allora si chiamava Bertrand Dominique, così quando si veniva su. E dopo la scoppiata macchina, mi sento di scoppio, e si nascono col car, ma non lo hanno lasciato entrare. No? No, che altri sporioni, che si hanno minato per la salva, faceva pur che restasse anche non per interessato a smudare. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. On lance beau dans ces campagnes, mugir ces féroces soldats qui... Ce che viene passato? A contarsame un ebaugie, un sium che viene passato. E poi era una vita di emigranti. Non ci volevano vedere bene i svizzeri. Sai cosa dicevano? Cochon des Italiens. Sai cosa vuol dire? Sai cosa vuol dire? Quando ti vedevi sul marciapiede, ailavano anche l'altro, se io ero sulla destra, loro ailavano sulla sinistra. E come se io chiatassi e saresti contenti di vedere italiani. Gli italiani avranno fatto la Svizzera biele. Come anche i portoghesi magari, che sono bravi anche ma gli italiani hanno lavorato a Vondeve. Mio marito veniva a casa alle 2 con la paga, io alle 3 ero già lì a pagare. No, a me, dico la verità, la prima cosa, i debiti. Mia mamma mi ha sempre fatto aver paura dei debiti, perciò la prima cosa era pagare tutto quello che era da pagare e dopo quello che rimaneva si viveva. Erano in 4 di loro, avevano lasciato un bel po' di debito, 2 mesi che non pagavano, poi l'ultimo mese compra cioccolate, compra quello, compra quell'altro, e tutto segna. Hanno preso i soldi della bonusita, i soldi di tutto, ma se li sono portati via. Allora io ho parlato con mio marito, gli ho detto guarda succede così. E fa, ma impossibile. No, ho detto, mi ha fatto vedere, perché poi, e dopo dicono, perché parlano male degli italiani, insomma. Se tu li freghi così, anche un italiano se viene fregato si rivolta. Je suis avec toi. Nel comune, quando si doveva fare un documento, bisognava andare dalla polizia degli stranieri. Erano addetti per magari fare un timbro o qualcosa così. E straniero per diciamo come me o altri emigranti, no? Mi sembrava una parola che non mi andava giù, perché straniero per me vuol dire che sei straniero, no? Potevano dire magari, non so, emigrante, così. Come qua dicono gli extracomunitari. Non ti piace tanto come termine? Non mi piace neanche tanto, no? Extra, vuol dire extra. Cosa sono extra? Sono come noi, Une toute petite fille.